È morto all'ospedale di Treviso dove era ricoverato da martedì della scorsa settimana il panettiere veneziano in pensione Sergio Cittato, travolto da un'auto mentre stava camminando nel centro di Mogliano davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. La situazione dell'81enne pensionato è parsa subito gravissima dopo l'incidente e purtroppo, dopo alcuni giorni di agonia, è arrivata la tragica notizia. La situazione si è evoluta nel modo peggiore. La moglie Raffaella Boffelli, infermiera all'ospedale al mare a Lido, in pensione, si trova invece ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, ma la situazione sarebbe in miglioramento. L'automobilista investitore è un 77enne di Mogliano al volante di una Toyota e doveva rispondere del reato di omicidio stradale. La coppia si recava abitualmente a Mogliano per andare a trovare la loro unica figlia Silvia, lì residente. I coniugi Cittato, secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora in fase di accertamento, stavano camminando mano nella mano e abitano a Lido di Venezia in via Perasto, una laterale del Gambiare dove la coppia è molto conosciuta e la notizia della tragedia si è sparsa molto rapidamente. Tante le attestazioni di stima e vicinanza che sono arrivate alla famiglia. Sergio, per oltre 20 anni, ha gestito il panificio e il forno di famiglia tra gli anni 70 e 90 a Sant'Elena, in centro storico a Venezia. Anche sui social è stato ricordato a lungo come una persona splendida, così hanno detto amici e conoscenti.